In itinere al Comune di Realmonte il progetto delle Vie dell'Arte con cui è stata prolungata la stagione di eventi estiva. Sì, abbiamo quest'anno dato la possibilità proprio di questo prolungamento estivo dell'attività svolta dal Comune di Realmonte con un progetto che si chiama Le Vie dell'Arte, che è cofinanziato dall'assessorato regionale al turismo, attraverso il quale abbiamo dato questo filo conduttore, cioè quello di utilizzare questi spettacoli per favorire sia la valorizzazione del territorio ma anche quelle che sono le nostre tradizioni. Nei precedenti incontri abbiamo avuto la presenza del quartetto Aira Gat, che ha riscosso molto successo, poi si è seguita, è andata avanti la manifestazione con l'Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli, che è stato un appuntamento molto importante e molto gradito dalle persone e che ha avuto soprattutto un pubblico trasversale, dai bambini fino alle persone di una certa età che hanno seguito con molto interesse. Ora, questa sera abbiamo questa opportunità di ascoltare questo valente musicista che da tempo frequenta Realmonte, perché da tantissimi anni diciamo che è cresciuto in estate qua a Realmonte, che ha partecipato a questa trasmissione Tu sì che vales, e attraverso questa sua presenza vogliamo anche sottolineare l'importanza della musica, e vogliamo dimostrare che anche con degli studi accademici come quelli che ha fatto Gabriele si possono raggiungere alti gradi artistici ma anche di popolarità. Reduce dall'esperienza di Tu sì che vales, comunque scegli di tornare nei tuoi territori, di esibirti questa sera a Realmonte. Quale sarà il tuo spettacolo? Sì, intanto volevo ringraziare il Comune di Realmonte anche nella persona di Stefano, che è un amico da tanti anni, che mi ha dato questa opportunità di suonare a Realmonte, che è il mio secondo paese, devo dire, perché io l'estate da 13 anni a questa parte la frequento qui, quindi tornare nel mio paese, perché lo definisco il mio paese, sarà sicuramente un'emozione. Questa sera eseguirò un concerto insieme a un pianista, il pianista con cui sono sempre in duo, Vincenzo Endovino, e faremo un programma diviso in un varietà di programma, cioè la prima parte sarà dedicata alle famose arie d'opera delle più celebri opere di compositori italiani, la seconda parte invece ci lasceremo andare con le più famose colonne sonore di musiche da film, che sono quelle che tra l'altro ho interpretato pure nella trasmissione televisiva su Canale 5. Colgo l'occasione anche stasera per presentare il mio primo album, il CD dal titolo Sin Palabras, e quindi dopo il concerto che si terrà alle ore 9, se volete potete acquistare il mio nuovo CD.